Seconda corsa del pomeriggio, il premio Baghdad Hannover, confronto per 10 cavalli di 3 anni, non vincitori di 10.000 euro in carriera. È ritirato Filippi e quindi sono 5 in prima fila e 5 in seconda. All'1 Flying Dancer, Andrea Farolfi, 2 Fashion B, Roberto Vecchione, 3 Frejus Grimm, Antonio Greppi, 4 Utility Man, Manuel Pistone, 5 Fatù di Poggio, Carmine Piscoglio, 7 Fiona Drey, Alessandro Dettori, sotto Favorita Antonio Di Nardo, 9 Filos di Poggio, Alessandro Gocciadoro, 10 Fanello, Gennaro Mitrano, 11 Forgido, Sandro Miraglia. Grossi problemi per Fashion B che non ne vuol sapere di prendere la macchina e si parte con in testa subito Utility Man che scavalca Frejus Grimm dalla seconda fila, veloce Filos di Poggio che taglia fuori Fatù di Poggio, Numero 8, il quale cerca una Favorita, posizione. squalificato. Poi in corda Flying Dancer, Utility Man ha preso la testa dopo 200 metri passati in 14,6. E ora Numero guida il 2, gruppo Fashion B, squalificato. nella sua scia Frejus Grimm. All'esterno prova ad avanzare con decisione Filos di Poggio che dà il parziale sulla retta opposta alle tribune, 400 passati in 29,8. Utility Man respinge il tentativo di Filos di Poggio, corre al comando Filos di Poggio di fuori, in corda Frejus Grimm, seconda pariglia per Fatù di Poggio, poi Flying Dancer, terza pariglia esterna per Forgido che precede Fanello, ultima in coda è Fiona Drey. Passaggio davanti alle tribune, Utility Man al comando al suo esterno, rimane Filos di Poggio, un minuto spaccato per gli 800 iniziali. Seconda pariglia per Fatù di Poggio, in corda è Frejus Grimm, poi Flying Dancer Forgido, non cambia nulla quando siamo nei pressi del chilometro, viene via dall'ultima posizione Fanello, chilometro in 1:15,7, Filos di Poggio ha finito dopo un chilometro, viene scavalcato dai rivali, Utility Man continua a viaggiare bene al comando, Frejus Grimm nella sua scia, poi Flying Dancer, il parziale da parte di Fanello in mezzo alla pista, la retta opposta alle tribune, passata in 15,3, 1,31, 3/4 di miglio, passa Frejus Grimm che ha spostato da secondo in corda nei confronti di Utility Man, poi Fanello, gli altri che per il momento non sono un fattore per il discorso vittoria. Frejus Grimm in fuga all'ingresso dell'addirittura d'arrivo nei confronti di Utility Man e Fanello. Frejus Grimm che nel finale stacca e viene a vincere nettamente. Frejus Grimm e Antonio Greppi si impongono nei confronti di Fanello che prende il secondo. Al terzo posto finisce Utility Man. 29,4 ad arrivare, 1,14,9 il ragguaglio cronometrico per il successo di Frejus Grimm. Antonio Greppi, Michela Aracca, i colori di Claudio Bagni. Successo del figlio di Tuono Blue Rex, da secondo in corda muove all'imbocco della piegata conclusiva, passa facile e vince isolato. Chiude al secondo posto dopo un bel percorso in mezzo alla pista Fanello al terzo Utility Man.